Altri 73 milioni di euro per finanziare imprese e liberi professionisti che hanno subito conseguenze economiche a causa della pandemia. Il governo Musumeci mette in campo una nuova misura per sostenere la capacità finanziaria e gli investimenti di aziende e partite IVA. Da oggi e sino al prossimo 3 marzo, sulla piattaforma digitale dell'IRFIS Finsicile SPA si possono presentare le istanze così come previsto dall'avviso dall'assessorato regionale all'economia per finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA. I destinatari del bando a valere sui fondi POFESR Sicilia 2014-2020 possono richiedere finanziamenti agevolati da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 25.000 euro, anche nel caso in cui abbiano già beneficiato degli aiuti concessi dallo Stato come previsto dalla legge regionale 9/2020. Non verrà effettuata alcuna valutazione del merito creditizio del richiedente né è richiesta alcuna garanzia. Mettiamo in campo ulteriori risorse, sottolinea il Presidente della Regione Nello Musumeci, perché siamo convinti che il nostro tessuto economico vada aiutato a uscire dalle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria. Abbiamo fatto una precisa scelta di campo: aiutare le piccole e medie imprese, i professionisti a investire e rilanciarsi, facilitando l'accesso al credito con modalità automatiche meno stringenti ma non meno attente di quelle imposte dal sistema bancario. Allo stesso modo e grazie alla logica del credito agevolato impieghiamo, conclude Musumeci, le disponibilità finanziarie destinandole agli operatori che scommettono sulle rispettive attività affinché alimentino una vera crescita. L'avviso si rivolge ai professionisti, piccole e medie imprese, microimprese siciliane che nel 2020 abbiano registrato una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. Per essere ammessi a finanziamento è necessario aver avviato l'attività prima del 31 dicembre 2018 e non avere fatturato nel 2020 più di 80.000 euro se liberi professionisti o 500.000 euro se imprese. I finanziamenti concessi dovranno essere rimborsati in 4 anni senza interessi. Il primo pagamento si potrà effettuare entro 2 anni dalla fruizione del contributo. Per ogni finanziamento è possibile richiedere un contributo a fondo perduto di massimo 5.000 euro a copertura delle spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro o di produzione alle normative anti-Covid già sostenute tra il 12 marzo del 2020 e il giorno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso.